di oggi a partire dalle 16 fermi tram, bus e vaporetti con i lavoratori che chiedono maggiori tutele contro aggressioni e violenze. Denunciato dal comitato Noi per Venezia e i carabinieri di San Zaccaria, il direttore generale di ACTV Giovanni Seno per interruzione di pubblico servizio, ovvero per il peggioramento del servizio dei trasporti. Carcerato e subito fermato, torna in Italia il 28enne tunisino, lo sparatore di Jesolo di fine luglio scorso. L'ordinanza di custodia era stata annullata per un cavillo. Sfregiò a coltellate l'ex moglie dopo essere stato dall'avvocato per la separazione. 42enne marocchino condannato a 5 anni dopo aver cercato di uccidere con 17 coltellate l'ex consorte. No al ticket d'accesso per Venezia, la voce dei comitati e residenti contro. Si dà appuntamento a Rialto in zona Pescheria mercoledì prossimo per chiedere una revisione del regolamento. Sgomberato questa mattina a Mestre l'appartamento del quartiere Pertini, occupato lo scorso giugno da una famiglia che non aveva alcuna intenzione di andare via. Il regista Paolo Virzì ha portato alla Mostra di Venezia fuori concorso il film Siccità, fresco collettivo nato nel periodo delle restrizioni Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi titoli, ma c'è la cronaca in apertura con una notizia giunta pochi minuti fa in redazione. Purtroppo un incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi in un'azienda di Noventa di Piave, un gravissimo incidente che ha visto coinvolto un operaio di appena 18 anni che ha perso la vita dopo essere rimasto con le gambe intrappolate sotto ad un macchinario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, non si conosce ancora l'identità della vittima, lo ricordiamo, un ragazzo, un operaio di 18 anni che ha perso la vita in un'azienda di Noventa di Piave. Le notizie sono ancora frammentarie, se avremo ulteriori dettagli ve li daremo nel corso di questa edizione del nostro telegiornale. Sul posto per i rilievi naturalmente anche i carabinieri che dovranno ricostruire insieme ai tecnici dello Spisal la dinamica di questa tragedia sul lavoro. E adesso veniamo allo sciopero di tram e vaporetti a Venezia e terraferma fino alla mezzanotte di oggi. Denunciato in procura il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, denunciato dal comitato Noi per Venezia per interruzione di pubblico servizio. A Venezia sciopero ACTV dalle 16 fino a mezzanotte in occasione dello sciopero nazionale e proclamato da CGIL, CISL e Will Trasporti con FAISA, CISL e UGL Autoferrotranvieri per le citate 8 ore per tram, vaporetti e bus. Braccia incrociate contro i massacranti turni di lavoro e soprattutto contro le ripetute e conclamate violenze subite da autisti, capitani, marinai, controllori e in generale dai lavoratori del gruppo AVM, anche da parte dell'utenza, dice il sindacato. Troppe le aggressioni che subiscono gli autisti e i marinai e i capitani dei vaporetti. È il momento di dire basta. I lavoratori chiedono di avere maggiori tutele a livello legislativo. Occorre un intervento legislativo che tuteli la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo, con un adeguato riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale dei nostri agenti per poter avere le tutele che hanno diritto. E chiedono altresì che gli aggressori non restino impuniti. E che le aziende possano anche perseguire dal punto di vista legale gli aggressori. È ora di dire basta. Ad avallare le ragioni della protesta dei lavoratori ACTV anche il comitato cittadino Noi per Venezia. Oggi ha depositato una denuncia nei confronti del direttore generale di ACTV Giovanni Seno per interruzione di pubblico servizio. Si legge, visto il peggioramento delle condizioni appunto del trasporto pubblico in città. E questo è solo il primo passo, perché dopo anni di disservizio pubblico che i veneziani sperimentano sulla loro pelle, è ora che chi ha la responsabilità di tutto questo se la assuma. Nel mirino nella protesta, anche la maggiorazione del biglietto ACTV per coloro che non possiedono la tessera Venezia Unica, cioè l'ex IMOB. Insomma, un vero salasso, specie di questi tempi, secondo il comitato. Nonostante tutto quello che i veneziani quindi hanno subito sulla loro pelle, adesso ci si aggiunge anche la chiusura delle biglietterie, l'imposizione del prezzo del biglietto a 9,50 € e addirittura il taglio della tariffa traghetto.
Queste cose rendono lampante il fatto che CTV non è in grado di soddisfare le necessità dei veneziani. Siamo alla cronaca, è stata annullata oggi per mancata traduzione in arabo l'ordinanza di custodia cautelare dello sparatore di Jesolo, Absi Yassin, arrestato a Parigi mentre tentava di far perdere le proprie tracce dopo i fatti nella nota località balneare veneta. Il tribunale ha accolto il ricorso dell'avvocato Marco Borella. Absi Yassin era accusato di tentato omicidio. La libertà, se così si può chiamare, del tunisino è durata solo il tempo in cui la procura ha emesso un nuovo fermo, ovviamente stavolta tradotto in arabo per lo stesso reato. A quel punto il 28enne è tornato in cella. Il tunisino era stato catturato all'aeroporto di Orly a Parigi ed era ricercato per la sparatoria del 26 luglio in un bar di Via Verdi, appunto a Jesolo. Su richiesta si effettuavano a pagamento prestazioni sessuali extra. Le Fiamme Gialle veneziane hanno sequestrato un centro massaggi a Stra. Dopo una segnalazione anonima, gli uomini della Guardia di Finanza di Venezia, su delega della Procura Lagunare, hanno messo i sigilli a un centro massaggi di Stra. Dopo le opportune verifiche, i finanziari hanno ipotizzato che la massaggiatrice, italiana formalmente assunta come dipendente, fosse solita offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Il centro benessere, frequentato da numerosi clienti, era pubblicizzato in molti siti internet o forum, con fotografie di giovani e donne avvenenti per attirare l'attenzione di nuovi potenziali clienti. L'attività illecita era gestita sempre da una donna di origine albanese, in Italia da anni, che incassava il denaro delle prestazioni. Il locale commerciale, poco visibile e anonimo, registrava entrate giornaliere anche di migliaia di euro. Una parte del denaro incassato sarebbe stata trattenuta dalla titolare del centro, un'altra per ricompensare la dipendente. Sono in corso approfondimenti di natura amministrativa finalizzati alla ricostruzione dei compensi ricevuti, anche quelli illeciti. La titolare è stata segnalata all'autorità giudiziaria e il GIP presso il Tribunale di Venezia ha disposto il sequestro dell'immobile, ritenendolo una copertura per lo svolgimento dell'attività di prostituzione. Ci sono degli aggiornamenti in merito alla notizia che vi abbiamo dato in apertura all'incidente l'incidente mortale sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in un'azienda di Noventa di Piave. A perdere la vita, l'abbiamo detto, un 18enne, abbiamo definito un operaio, in realtà si tratta di uno studente che stava facendo uno stage all'interno di questa azienda. Il ragazzo, dalle prime notizie a disposizione, sembra sia stato schiacciato da un blocco di metallo caduto da dei cavalletti. Al momento di quanto accaduto sembra fosse da solo. Era appunto uno studente residente nel Porto Gruarese che stava appunto facendo questo stage all'interno dell'azienda. Continuiamo con la cronaca. Sfregiò a coltellate l'ex moglie dopo essere stati dall'avvocato per la separazione. Un marocchino è stato condannato a 5 anni. Aveva tentato di uccidere la moglie sfregiandola al volto e al collo con 17 pugnalate all'uscita dallo studio dell'avvocato dove avevano discusso le pratiche del divorzio. La violenza era esplosa il 22 dicembre scorso in via Foscola a Padova. Ora un marocchino di 42 anni, residente a Mestre, è stato condannato a 5 anni di carcere dopo aver patteggiato. L'ex moglie, una 38enne statunitense, dal giorno dell'aggressione vive in un regime di protezione. Sul suo volto e sul corpo ancora le cicatrici della violenza, a cui si aggiunge ora il terrore che tra pochi anni l'ex marito possa tornare libero e farle nuovamente del male. Per anni prima della separazione l'aveva maltrattata, ma lei non aveva mai denunciato. L'uomo, il giorno dell'accoltellamento all'ex moglie, era stato subito arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio premeditato, ma secondo l'accusa nessuna delle 17 coltellate poteva essere mortale. La donna ora potrebbe rivolgersi al Tribunale Civile per chiedere un risarcimento danni. La richiesta è di circa 200.000 euro, ma l'ex marito è nullatenente. Cambiamo argomento, no alla tassa d'accesso a Venezia. Per questo residenti e comitati contro si sono dati appuntamento a Rialto, a Venezia, mercoledì prossimo, 21 settembre, a partire dalle 18. Il ritrovo in zona Pescheria.
No al contributo d'accesso quotidiano a Venezia anche per i residenti di Mestre e Marghera e no all'obbligo del QR code per non versare la quota in questione, che andrà dai 13 euro a seconda che si tratti di stagione alta, bassa o media, cioè in base all'affollamento in città. Premesse queste che tra le calli veneziane risuonano come dei mantra, quelli con cui i residenti, comitati cittadini, associazioni e gruppi consigliari di opposizione si sono dati appuntamento per la prossima settimana a Venezia, in pescheria a Rialto, per mettere in campo i prossimi piani di mobilitazione contro. È un tema molto pregnante che rischia di essere non solo invasivo ma anche molto coercitivo della vita dei cittadini a Venezia, e quindi noi invitiamo tutta la cittadinanza ad approfondire e a venire a partecipare a questa manifestazione, che è molto corale, molto partecipata, perché c'è stata già in questi giorni una grande risposta che vediamo sta crescendo di giorno in giorno. Per trovare i margini di manovra per gli aggiustamenti del regolamento sull'entrata in vigore della citata tassa, la parola d'ordine è fare fronte comune e trovare una soluzione possibilmente nella mediazione. Quando il testo arriverà in Consiglio, perché l'anomalia è che il Comune ha già pubblicato il bando di gara per assumere vigilantes che andranno a controllare la gente in giro, ma il testo non è stato ancora approvato al Consiglio Comunale ed è il Consiglio che avrà l'ultima parola, non la Giunta. E il punto sta anche qui, esclusi dal pagamento della tassa parenti o affini fino al 3° grado, ma soltanto di chi risiede a Venezia, centro storico e isole, quindi parenti affini di chi risiede a Mestre o a Marghera sono tenuti invece a pagare la tassa se decidono di visitare Venezia o una delle sue isole. È incostituzionale, torna a dire l'avvocato cassazionista. Quindi io mi trovo in città, lavoro qui oppure sono comunque residente qui, ma ho dimenticato il documento, rischio di andare incontro ad una sanzione e di dovermi poi sobbarcare le spese e i tempi di un ricorso in sede giurisdizionale. Sgomberato l'appartamento in quartiere Pertini a Mestre, occupato lo scorso giugno da una famiglia che non aveva alcuna intenzione di andarsene via. Quindi voi non avete intenzione di uscire da qui? Non uscire da qui! Niente, non esci di questa casa! Era il 20 giugno scorso quando ai nostri microfoni e con i residenti di quartiere Pertini che protestavano, la 35enne diceva che non avrebbe mai lasciato l'appartamento di via Vian occupato insieme al marito. La coppia non aveva alcun diritto di assegnazione in quanto residenti in un'altra regione, ma nonostante questo pretendevano che il comune assegnasse loro un alloggio dove andare a vivere con i figli. Questa mattina l'appartamento è stato invece sgomberato e sono iniziate le operazioni di muratura. Soddisfatti i residenti della zona? Sì, si può fare e si deve fare soprattutto, perché bisogna ripristinare la legalità. Occupare illegalmente un appartamento vuol dire privare chi ne ha diritto di poterci entrare. Quindi è logico che si doveva in qualche maniera risolvere il problema. Siamo stati dal prefetto, dal questore, dall'assessore Venturini, i quali ringrazio perché da subito ci ha dato la solidarietà e ci ha dato anche una mano. Ringrazio anche le forze della polizia locale, quindi dobbiamo esserne felici, anche perché è un segnale che va dato a chi vuole in qualche maniera uscire dalle legalità e intraprendere operazioni illegali che poi spesso servivano anche ad altre cose. Per anni i residenti del Pertini si sono trovati a dover far fronte a questo genere di occupazioni, terrorizzati di uscire di casa anche solo per fare la spesa e tornare trovandola occupata. Battaglie, denunce e segnalazioni hanno portato al risultato odierno. E siccome c'è necessità di appartamenti, vanno assegnati al più presto a chi ne ha diritto, a chi ha fatto i concorsi, chi è in graduatoria, chi ha le capacità per potersi pagare un affitto, il condominio, chi vuole rispettare le regole della convivenza civile e quindi si può assegnare gli appartamenti. Intanto lunedì inizieranno i lavori di ristrutturazione con il bonus 110% nelle abitazioni di via Gavagnin, dal civico 1 al 33. Una volta terminati saranno pronte per ulteriori assegnazioni. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta. Il 9 ottobre per la prima volta porte aperte negli ospedali più belli e antichi d'Italia. Così lancia la giornata degli ospedali storici e un ricco programma tra arte e medicina. 13 ospedali storici, più belli e antichi d'Italia, apriranno per la prima volta le loro porte domenica 9 ottobre. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Firenze con il direttore generale dell'Ulstre Serenissima e presidente della neonata Associazione degli Ospedali Storici. Oggi a Firenze è stata una giornata importante, direi quasi storica. Proprio abbiamo avuto per Acosi l'opportunità di raccogliere una serie di risultati, direi. In primis il sancire che il 9 di ottobre ci sarà in tutti gli ospedali l'apertura con il supporto di un concerto, e questo sarà fruibile per tutti i nostri cittadini. La presentazione di un libro che raccoglie tutti i beni che in questi ospedali sono raccolti, e vengono illustrate le opportunità che in queste strutture aderenti ad Acosi i cittadini che le andranno a visitare possono vedere. Un percorso di 3 anni che ha portato a riunire in un'associazione i 13 principali ospedali storici, tra cui il Civile di Venezia, in 12 città, come Milano, Firenze e Roma, con i 10 enti gestori. Ma l'incontro fiorentino è stata l'occasione per siglare un importante protocollo con il Ministero della Salute e della Cultura, che accenda i riflettori su queste realtà, la loro conservazione e la loro sostenibilità. Questo atto d'intesa dà un'enorme responsabilità ad Acosi, che viene identificato come il soggetto attuatore sostanzialmente delle politiche di divulgazione e di preservazione degli ospedali storici d'Italia ed eventualmente per incanalare eventuali finanziamenti che su questi ospedali potranno arrivare. Il regista Paolo Virzì ha portato alla Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso il film Siccità, girato in una Roma dove non piove da 3 anni, con il Tevere completamente asciutto. Nel momento in cui tutti noi eravamo chiusi in casa per le restrizioni del Covid, è nato il film Siccità, che il grande regista Paolo Virzì ha portato fuori concorso in questi giorni al Lido alla Mostra del Cinema di Venezia. È nato nel momento in cui eravamo chiusi in casa per le restrizioni della pandemia e ci interrogavamo su cosa sarebbe stato il mondo dopo, su come sarebbe stato vivere e come sarebbe stato fare il cinema e che cosa avesse senso in quel momento raccontare. Siccità è un titolo metaforico che si riferisce non solo alla carenza di pioggia. Quando ci illudiamo di questa cosa, che il cinema possa essere una cosa importante, che possa essere una risposta alla solitudine, all'ansia, alla paura, allo sgomento, ecco che il nostro lavoro acquisisce di un senso più forte e speciale. Come hai ritrovato Venezia dopo questi anni? Una grande gioia, perché io sono venuto l'ultima volta prima della pandemia, era l'edizione del 2018, ero qui in giuria, poi appunto nelle 2 edizioni successive l'ho vista da lontano, con le mascherine, con le sale mezze vuote per le restrizioni, e quindi mi veniva un grande magone. Al lavoro un grande cast nutrito di attori, tra i quali, con Monica Bellucci, anche Max Tortora. È stata una partecipazione felice, perché fin dal primo momento mi sono reso conto di appartenere a qualcosa di molto grande, una specie di spartiacque, scusate il gioco di parole, perché il film poi si chiama Siccità, ma in realtà è uno spartiacque perché affronta un momento di difficoltà globale, facendo rivivere le stesse emozioni dei personaggi che la stanno vivendo in quel momento al pubblico. Un saluto affettuoso a voi spettatori di Antenna 3. Anche quest'anno
a Marghera torna la festa della polpetta che si svolgerà sabato e domenica. Esibizioni sportive di calcio, basket, karate, pattinaggio, concerti e spettacoli per i bambini e polpette di ogni genere. Nonostante le gravi difficoltà del momento, è stato sottolineato, non solo si è riusciti a riproporre un evento che nel 2021 ha registrato una partecipazione di pubblico quasi insperata, ma anche di renderlo ancora più attraente e coinvolgente con un programma ricco e variegato. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Il fronte instabile si allontana dall'Italia, ma nella giornata di sabato 17 settembre il tempo sarà ancora variabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie al mattino, in graduale attenuazione con il passare delle ore, con tendenza a schiarite soleggiate nel corso del pomeriggio. Temperature in calo, minime tra 7 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca, dunque clima piuttosto fresco. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso in mattinata cielo coperto con piogge in genere moderate, sulla costa soffierà bora forte, a seguire generale miglioramento. Giornata piuttosto fredda per la stagione con temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove risulterà il tempo perturbato. Nelle prime ore del mattino avremo precipitazioni residue, nel corso della giornata maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.